buonasera, vi ringrazio per aver risposto numerosi al nostro invito e vi saluto uno per uno proprio sentitamente. Allora, prima di lasciarvi la parola vi rubo 5 minuti perché una nostra... Io mi chiamo Manuela, faccio parte di Autodeterminazione praticamente dall'inizio di questa avventura, credo fortemente e fermamente nel progetto e credo soprattutto nell'idea unitaria del progetto. Penso che a prescindere da movimenti, sigle, io considero solo dei valori aggiunti per esperienza e per cultura e penso che possano darci veramente tanto, possono supportarci e darci tanto. Vi rubo 5 minuti perché voglio farvi portavoce di una ragazza che è emigrata tanti anni fa, una nostra connazionale che è emigrata tanti anni fa in Italia per motivi personali di lavoro e che mi ha chiesto di leggere in questa assemblea un suo pensiero che Stefania conosce perché l'ha già letto, visto, e niente, inizio subito. Apprendo che in un giorno precipita sulla Sardegna tanta acqua quanta ne cade in un anno intero. Si svuotano gli invasi e ovunque ci sono allagamenti e inondazioni. La Sardegna è così, e tutto è il suo contrario, è siccità e inondazioni, è il paradiso delle spiagge, della natura incontaminata, del falco pellegrino, degli stormi di fenicotteri cagliaritani, degli asinelli dell'Asniara, l'inferno della strada dei veleni che gronda di liquidi tossici, dei fanghi rossi, dell'euroalluminia, delle polveri della Forsid, dei fiumi della Saras, degli agnelli a due teste, è la bellezza dei nuraghi, dei pozzi sacri, degli anfiteatri romani, della chiesa romanica di San Pietro, dei borghi della Barbaggia, è l'obbrobrio incompiuto di tanti paesi, dei palazzi del centro storico di Cagliari costruiti nel dopoguerra, è la pace assoluta che si respira nelle campagne, è la guerra a cui si assiste, increduli, nel corso delle esercitazioni militari, con tanto di bombardamenti e sbarchi di carri armati sulle nostre magnifiche spiagge. E anche noi sardi siamo così, siamo bellezza, armonia, serenità, ma anche inquietudine allo stato puro. E forse è per questo che facciamo fatica a trovare un nostro equilibrio, una nostra dimensione, una nostra unità. E io che vivo affondata nella pianura padana, una pianura ordinata, nebbiosa, costante, certe volte penso che se fossi nata qui sarei una persona più serena, la costanza di un paesaggio, di un luogo, di un contesto, la serenità, ma anche tanta noia. Eppure sogno ogni giorno di vivere il paradiso e l'inferno, la bellezza e l'obbrobrio, perché non esiste inferno che possa dissuaderti dal rinunciare al paradiso, perché non esiste obbrobrio che possa dissuaderti dal rinunciare alla bellezza. Forse solo i sardi potranno capire ciò che provo. Questo è un pensiero di Valeria Casula che io adoro. E penso che questo alla fine possa essere il pensiero di tutti noi.